Buonasera signore e signori, bentrovati nella mia cucina. Questa sera insieme andremo a vedere un secondo piatto. Faremo un filetto di merluzzo con soffice di patate, crema di piselli e timo fresco. Andiamo insieme a vedere i nostri ingredienti. Filetti di merluzzo, cipolla tritata, piselli surgelati, patate, olio, sale, pepe e timo fresco. Cominciamo con la preparazione della crema di piselli. In una pentola mettiamo la cipolla tritata con poco olio extravergine di oliva e andiamo a rosolare. Una volta rosolata la cipolla aggiungiamo i piselli e continuiamo a rosolare per circa 5 minuti. Nel frattempo abbiamo messo le patate a bollire con la buccia in acqua salata. Passati 5 minuti andiamo a salare e pepare i nostri piselli, in questa maniera, e copriamo il vegetale con dell'acqua o del brodo vegetale. Trascorsi 7-8 minuti andiamo a frullare con un frullatore a immersione i nostri piselli e otteniamo una crema. Una volta frullata la crema andiamo a passarla con un passino. Nel frattempo prendiamo il nostro filetto di merluzzo e andiamo a tagliarlo in 3 parti. In una padella già calda aggiungiamo dell'olio extravergine di oliva e andiamo a rosolare i nostri filetti. Aggiungiamo sale, pepe e un po' di timo fresco. Rosoliamo da una parte e dall'altra il nostro filetto per circa 4 minuti. Una volta pronte le patate che abbiamo messo a bollire andiamo a pelarle e a schiacciarle con uno schiacciapatate. Condiamo le patate con un po' di sale, pepe e olio e mescoliamo. Componiamo il nostro piatto. Mettiamo un coppapasta al centro, disponiamo le nostre patate schiacciate in modo da riempire il coppapasta. Andiamo a schiacciare. In questa maniera prendiamo il filetto di merluzzo, i 3 pezzi, li adagiamo sopra il soffice di patate e per completare mettiamo la nostra crema di piselli e il piatto è pronto.